ringraziare in maniera particolare il professore Caruso che viene da Palermo, che ci terrà questa Lectio Magistralis che ci indicherà un percorso per quali sono le vie da seguire per invecchiare bene. Io vi voglio dire soltanto che in collaborazione con il Club Empire e con la società Dante Alighieri, finalmente con questa iniziativa come Associazione Alzheimer riprendiamo la nostra attività in presenza. Dopo i 2 anni della pandemia del Covid, di assenza di attività, ma solo l'assenza fisica in presenza, perché abbiamo continuato lo stesso a sostenere le famiglie, a dare aiuto, anzi forse con la pandemia di più si sono accentuate le richieste da parte delle famiglie. Oggi con questa iniziativa, dicevo, vogliamo dare un segnale di ripresa in attesa che poi, speriamo da settembre, si possa riprendere con l'attività laboratoriali, tutto quello che noi praticavamo in associazione. Adesso, visto i tempi di attesa, non vorrei dilungarmi e passo un attimo la parola Nello Amel per il saluto del club e alla professoressa Ierna. Io sarò telegrafico, io sono contento di questa collaborazione che ci consente di contestualizzare quella che è una nostra iniziativa di rincontro per quanto riguarda il club, con questa occasione che è molto significativa, interessante e in qualche modo collegata direttamente alle finalità e agli interessi dell'associazione Alzheimer, ma un interesse anche più generale della comunità delle persone che abitano nel nostro paese, che è in continua evoluzione, e l'età media si innalza, e quindi dobbiamo capire bene quali sono questi meccanismi per praticare questa strada e diventare tutti centenari. Chiudo immediatamente, se vuole portare un saluto alla professoressa Ierna proprio. Innanzitutto ringrazio la nostra amica Angela Parisi, perché evidentemente quando un obiettivo viene raggiunto con l'apporto di più risorse, i risultati sono sempre maggiori. Sono fondamentalmente convinta che la cultura incide profondamente, l'interesse per la cultura sulla parte intellettuale dell'uomo, quindi interessarsi a vari aspetti culturali vasti, come noi sappiamo, che vanno dalla poesia alla lettura, alla scrittura, all'ascolto di musica, all'assistere a attività teatrali, mantiene sempre un certo entusiasmo tra gli anziani, ma tra tutti noi, e quindi dove c'è entusiasmo, dove c'è interesse, dove si continuano a provare emozioni, evidentemente si vive meglio e si sta meglio. Io termino pure, sono brevissima, grazie a tutti voi per essere qua, perché siete delle persone meravigliose e la vostra presenza sicuramente è un valore aggiunto a questo incontro. Grazie. Prima di passare la parola al professore Caruso, consentitemi comunque di dare un affettuosissimo benvenuto al maestro Nino Bellomo, prossimo centenario, è la prova vivente, la dimostrazione che tutte quelle cose che adesso il professore ci dirà si traducono poi nella realtà, e questa testimonianza ci verrà data da Nino subito dopo l'intervento del professore. Grazie a tutti. Sì, due parole. Due parole. Io sono Belluzzo, vecchio amico e collaboratore anche di Nello Amel per quanto riguarda l'associazione Alzheimer. Rappresento altre società scientifiche, però oggi parliamo del professore Calogero Caruso, il direttore, che è stato direttore della medicina trasfusionale e patologia generale dell'Università di Palermo, nonché presidente di importanti corsi di laurea sempre della stessa università. Che dire? Devo dire solo questo, che lui sta facendo degli studi anche mediante dei prelievi di sangue nel nostro territorio. Io spero che mediante anche la stessa associazione Alzheimer e il circolo Empire nasca oggi una profonda collaborazione, perché il professore con grande passione, passionalità,
fa questi studi, queste ricerche anche servendosi della collaborazione di giovani specializzanti in medicina, e quindi i suoi studi sono riconosciuti pure all'estero, anche in America. Io mi trovavo in un congresso nazionale della mia società CAIC, e lì un primario di allergologia, addirittura geriatrica, l'unica in tutta Italia, già conosceva i suoi libri e pubblicamente lo abbiamo sottolineato. Io passo la parola direttamente al professore Caruso, e la ringrazio anche da parte mia. Grazie Allora, penso veramente che si possa anche fare a meno del... No, professore. No, sempre, perché serve a lei, non agli altri, giustamente, perché per l'uditorio non ha nessun importanza. Allora, il titolo è Invecchiare in buona salute, cosa ci insegnano i centenari? E poi apprenderemo pure la viva voce del centenario, che se quello che io ho preso in questi anni è corretto o non è corretto. Intanto, cioè, oggi gli anziani si dividono, questo dal punto di vista geriatrico, in giovani e anziani. Io sono ancora un giovane anziano perché ancora 75 anni non l'ho fatto, e li farò fra pochi mesi. Anziani fino a 84 anni, i grandi anziani sono quelli che superano gli 85 anni, compreso i centenari. Che cosa sia l'invecchiamento? Guarda dalla definizione che abbiamo scritto sopra e che tratta, tradotto in italiano, dal nostro libro sull'invecchiamento umano, pubblicato dall'Academic Press, che è dell'Elsevier. L'invecchiamento deriva dal danneggiamento del sistema di auto-organizzazione dell'organismo, con conseguente ridotta capacità di adattamento all'ambiente. Che significa questa teoria? Significa, e lo vedremo dopo, che col passare degli anni si accumulano i danni. Io facevo sempre ad esempio ai ragazzi, quando inseriamo patologia generale, che è la stessa cosa una macchina che ha un anno non è la stessa macchina che ha 10 anni praticamente, e a un certo punto però questa macchina, nonostante gli interventi del meccanico, alla fine non ce la fa più a correre e a camminare, perché sono le leggi della fisica in realtà quelle che governano il nostro organo. Il sistema di manutenzione, vedremo a breve che cos'è che danneggia il sistema di manutenzione e che cos'è che favorisce il sistema di manutenzione, ce la fa fino a un certo punto l'omeostasi, cioè l'equilibrio, si rompe e si diventa sempre più suscettibile alle malattie, finché le malattie portano all'esito fatale. Allora, però, la cosa più importante da sottolineare, che è veramente importante, io lo ricordavo sempre ai ragazzi dicendo: pigliate la foto di vostro padre a 50 anni e pigliate la foto di vostro nonno a 50 anni, non sembrerà che abbiano la stessa età, perché l'età cronologica e l'età biologica fortunatamente oggi non coincidono più, perché siamo più giovani rispetto ai nostri antenati. Perché questo? Perché viviamo con buona pace dei laudatores temporis acti che idealizzano l'Ottocento. Non c'era niente da idealizzare l'Ottocento, c'era soltanto la fame e le malattie praticamente, tant'è vero che milioni di italiani se ne sono andati in America del Sud, America del Nord, perché non avevano di che cosa campare. Quindi non abbiamo nulla da idealizzare, non solo dal punto di vista dell'alimentazione, ma dal punto di vista dell'igiene, dal punto di vista delle cure mediche, dal punto di vista delle infezioni. Cioè, se voi pigliate un trattato di patologia del Novecento ti diceva che i neutrofili normali erano il 70%, perché tutti avevano come minimo una carie dentaria, se non infezioni cutanee e tutto il resto. Oggi se tu c'hai il 70% di neutrofili il medico si allarma, vediamo che infezione c'è. Quindi in realtà bisogna considerare che non c'è nulla di meraviglioso nei tempi passati, e questo ci invecchiava precocemente, e oggi invece tant'è vero che il numero dei centenari è cresciuto in maniera esponenziale. Due definizioni: la durata media della vita e l'aspettativa di vita, età a cui sopravvive il 50% dei nati, è aumentata anche perché è diminuita la mortalità infantile in maniera spaventosa, cioè spaventosa al contrario, mentre la durata massima della vita è il limite massimo. Noi diciamo che il limite massimo della vita lo fissiamo a 120 anni perché finora l'unica persona, solo una o due persone sono vissute oltre 120 anni, e la vedremo poi la foto. E quindi questa apparentemente non è modificabile, per perché dicevo la legge della fisica, l'entropia e tutti gli altri problemi legati alla critica. Noi possiamo invecchiare con successo e senza successo. Che significa invecchiare con successo? Invecchiare con successo significa non avere grossi problemi
non essere completamente sani, ma non essere grossi problemi di disabilità e di cognizione, cognitivo, mentre invecchiare senza successo significa praticare e sviluppare più o meno malattie all'età dell'età, fra cui l'Alzheimer, le malattie cardiovascolari, il Parkinson, che è molto affine all'Alzheimer perché anch'essa è una malattia neurodegenerativa, oppure essere disabili. Il fenomeno di invecchiamento, questo ve lo chiarisce subito perché sono importanti gli studi, perché sono importanti gli studi di invecchiamento. Vedete a destra c'è, dov'è? In centro, ma che? Ogni tanto, che è successo? Se n'è andato? La colpa è stata mia che continuavo a giocare. Allora, a destra vedete che c'è le fasce di età in Italia. Nel 1950 era una piramide perché c'erano molti giovani, molti bambini, molti nati e pochi vecchi. Negli anni 90 incomincia a equilibrarsi, oggi è una piramide rovesciata. Nel resto del mondo la situazione è pure così grave come in Italia, grave intendo dire per tutte le ripercussioni socio-economiche. Quando si parla di pensioni significa che tutti i bambini di quella fascia dovranno gestire le pensioni di decine moltiplicate per 10, quindi capite bene che a tutti piacerebbe andare in pensione a 60 anni, ma significa crollare il sistema pensionistico. D'altro canto vedete come sono cresciuti in maniera esponenziale gli ottantenni e gli 65enni negli ultimi decenni in Italia. Questi sono i 10 stati con le alte più aspettative di vita della popolazione, ma non è quello che interessa. L'Italia in realtà si pone a metà, soltanto che poi diventa, facendo la media fra uomini e donne, diventa al primo e al secondo posto insieme col Giappone. Ma quello che è importante purtroppo è questa foto, questa diapositiva, dove vedete che in pratica la numerosità degli ultra 65enni e degli ultra 80enni dipende dal PIL, dal famigerato PIL, prodotto interno lordo, cioè i paesi a basso reddito hanno una minore aspettativa di vita e campano meno fino a 65 e fino a 80 anni. Io non l'ho trovato, ma c'è anche la stessa cosa, no? Con queste discrepanze avviene anche in Italia. I calabresi hanno 6 mesi in meno di aspettative di vita dei trentini e degli altoatesini, che insomma si capisce perché quando si pensa, a prescindere basti pensare solo alle condizioni disastrate degli ospedali calabresi rispetto agli ospedali del Trentino o del Friuli Venezia Giulia. Allora, ospedali calabresi, cioè poi ci arriviamo pure alla Sicilia, non vi preoccupate, non è un problema. Allora, stavo dicendo che quindi quali sono le caratteristiche del vecchiamento, l'abbiamo già detto, ma perché avviene questo? Perché abbiamo il processo che si chiama di senescenza cellulare. Che cosa significa senescenza cellulare? Generalmente per i profani senescenza e invecchiamento sono la stessa cosa. Per noi medici o biologi che si occupano dell'argomento, la senescenza è una cosa che riguarda le cellule e i tessuti, mentre l'invecchiamento riguarda l'organismo, l'essere umano. E la senescenza significa che per tutti i danni che accumulano nel corso degli anni, perché il danno è connaturato con la vita, che cosa succede? Succede che a un certo punto la cellula si arresta, fortunatamente si arresta e perde le sue funzioni fisiologiche, perché l'alternativa alla senescenza cellulare qual è? La cellula cancerosa. È lo stesso meccanismo, per tutti i danni che si accumulano nel corso della vita, le cellule o vanno in senescenza o diventano cancerose. Ovviamente l'incidenza del cancro non è così alta, perché non è detto che poi una cellula segua tutte le tappe per diventare cancro conclamato, ma è precancerosa. Allora questo che significa? Significa che praticamente il tessuto avrà una quantità più ridotta di cellule che funzionano. Non solo, ma queste cellule, oltre a non funzionare, fanno altre cose, cioè producono mediatori infiammatori, infatti si chiama, cioè cominciano a secrezionare citochine e altre sostanze infiammatorie e quindi danneggiano ulteriormente il tessuto, diventano dei tanti circoli viziosi della. Allora, come diciamo, il danno è connaturato alla vita e le cause, l'ho già detto all'inizio, dipendono dal fatto che è una relativa carenza di sistemi di manutenzione. Chiamiamoli sistemi di manutenzione come la macchina né più nemmeno. Ma perché sono carenti i sistemi di manutenzione? Perché la natura non ha programmato dei sistemi di manutenzione altamente efficienti, perché l'energia, ci vuole molta energia per i sistemi di manutenzione. Basti pensare a una cosa,
parliamo di altri esseri che sono animali come noi, hanno i topi. Il 90% dei topi muore nei primi mesi di vita, specialmente quando vengono partoriti in inverno, per il freddo, per la mancanza di cibo e tutto il resto. Quindi la natura ha selezionato non la longevità in questo caso, la riproduzione. Tant'è vero che le idee dei topi sono le decine dei topi, quindi la specie topo e il DNA dei topi si conserva. Quindi infatti ci sono stati studiosi che hanno studiato gli alberi genealogici delle famiglie nobili e dicono che c'è un trade-off, c'è un compromesso fra longevità e fecondità. Comunque quindi la manutenzione fino a un certo punto, e quindi più efficienti abbiamo i sistemi di manutenzione e meno li danneggiamo. Nelle nostre cellule la stessa cosa è la macchina, più efficiente è il meccanico e meno tu la usi che vai fuori strada, vai nel deserto e tutto il resto, più una macchina dura. È la stessa cosa per noi. E infatti già c'è l'esempio di una cellula in cui c'è un soggetto che ha un'alimentazione corretta, uno stile di vita corretto, cioè non fuma, non beve superalcolici, vive in un ambiente ideale e quindi praticamente è in grado di riparare i danni che si accumulano, mentre un soggetto che mangia male, vive in condizioni ambientali sfavorevoli anche per il lavoro, fa il minatore per esempio e tutto il resto, oppure è stressato dal lavoro, stressato dalle preoccupazioni e tutto il resto, i sistemi di manutenzione non ce la fanno e quindi nel primo caso abbiamo l'invecchiamento di successo, nel secondo l'invecchiamento di successo, senza successo. L'altra cosa importante che accompagna l'invecchiamento e che i centenari, come vedremo, controllano è lo stato di infiammazione che si accompagna all'età. Una volta i vecchi medici sapevano che quando si faceva la veste si doveva fare l'indice di Katz che si divideva per l'età. Oggi questo non si fa più perché la veste è superata, si fa la profilazione reattiva, ma questo indicava proprio che con l'età aumentano le molecole infiammatorie. Perché? Intanto c'è l'obesità viscerale, tutte le infezioni, la senescenza, il tipo di dieta per esempio sballata che si chiama, come vedremo, dieta infiammatoria, e tutto questo è alla base delle malattie correlate, cancro, Alzheimer e così via. L'altra cosa importante è che come tutti gli altri organi e tessuti anche il sistema immune si deteriora e quindi con l'età l'individuo risponde male agli stimoli infettivi. Abbiamo avuto un esempio paradigmatico col Covid-19 che la maggior parte dei malati gravi e dei morti era sugli ultra ottantenni praticamente, anche se c'è qualche studio che dice che in realtà i centenari erano protetti, ma questa è una cosa molto più complicata e io ho chiesto alla Regione Sicilia i dati della mortalità dei centenari per il Covid o durante il periodo del Covid, me li prometterò sempre ma ancora non me li hanno dati. Allora, quindi la longevità che cos'è? La longevità in realtà abbiamo detto o che si definisce in termini assoluti. Allora, l'abbiamo detto, la signora Jean Calment che è vissuta 120 anni, mentre anche i centenari sono longevi. Oppure si definisce in termini relativi, cioè chi è che supera l'aspettativa di vita della popolazione è un longevo, in un certo percentile, una certa percentuale. Capite bene che questo significa che per esempio noi studiamo i centenari, ma nel Centro Africa basterebbe studiare forse gli ultra 75 anni che sono più selezionati dai nostri centenari, visto le condizioni del Centro Africa, della Repubblica Centroafricana e del Congo. Allora, le variabili che incidono sulla longevità quali sono? Sono la biologia, cioè la genetica, il sesso, l'epigenetica, la fortuna, il caso e le circostanze di vita. La circostanza di vita è semplicissimo, se uno viene investito e muore non diventa centenario, quindi non diventa longevo. Il caso è più complicato, lo vedremo. Lo stile di vita, l'alimentazione, l'attività fisica, l'ambiente e l'esperienza di vita che è il carico del patogeni, la gestione dello stress, il supporto sociale che vedremo che è molto importante, lo stato socio-economico che è importante, l'abbiamo già visto, direttamente o secondo alcuni mediato dall'istruzione, cioè l'istruzione è più importante dello stato socio-economico perché uno si sa curare meglio, sa cosa mangiare, dovrebbe sapere che cosa mangiare, più istruito è meglio si sa governare la sua vita, diciamo così. Tutte queste variabili contribuiscono a modulare in termini positivo o negativo i meccanismi di mantenimento. E allora perché studiamo i centenari? L'abbiamo già detto, lo studio dei centenari è perché in definitiva aiuta a identificare i fattori che prevengono le malattie all'età, cioè si parla di biologia positiva.
col signore della televisione ho fatto proprio un esempio che significa biologia positiva. Se noi vogliamo studiare la depressione, invece di studiare i depressi, studiamo tutti quelli che sono passati attraverso le più grandi disgrazie della vita col sorriso sulle labbra. Questo sarebbe il fenotipo positivo che ci può spiegare come andare a fondo nei meccanismi della malattia che vogliamo studiare. Che i centenari abbiano un fenotipo positivo lo dimostra questa diapositiva. Il cancro sappiamo tutti che è una malattia correlata all'età, fino a 90 anni aumenta, arrivato a 90 anni c'è il plateau e addirittura dopo 100 anni ci sono sempre meno individui affetti da cancro. Ovviamente qualche medico mi potrebbe dire certo non ci vado ad andare a fare l'attacco in risonanza magnetica per creare un centenario, ma questi sono dati autoptici presi dall'Università di Trieste e dal Giappone, dove sono riusciti a farsi donare i corpi dei centenari e hanno studiato che proprio sono indegni da anche dal micro. Certo, per i maschi c'è sempre il microcarcinoma della prostata, ma quello non è, in realtà molte volte è un carcinoma in situ che non ha nessuna rilevanza clinica. In realtà l'autosufficienza, infatti vedete, i centenari oltre a ritardare le malattie croniche correlate sono anche dei survivor. Che significa survivor? Che sono sopravvissuti all'infarto, sopravvissuti all'ictus, sopravvissuti al cancro. Specialmente al cancro, nel nostro reclutamento ci sono un sacco di centenari, almeno sui 50 che abbiamo studiato, almeno 6-7, quindi il 14% quanto questi, che sono sopravvissuti al cancro del colon. Sono stati operati 30 anni fa del cancro del colon e dovete pensare che 30 anni fa le terapie del cancro del colon non erano quelle di oggi, quindi veramente sopravvivente. Diciamo che il caso che rende sovrano l'ha dimostrato questo studio dei topi. I topi inbred sono tutti topi che sono geneticamente identici, sono completamente identici e sono conservati in condizioni di stabulazione identica, mangiano tutte le stesse cose e tutto il resto. Uno si aspetterebbe che, essendo programmati identici, muoiano tutti nello stesso periodo, insomma nella stessa settimana. Invece ci sono differenze anche del 50%, cioè di 3 mesi prima e 3 mesi dopo. Questo perché? Perché noi in realtà viviamo immersi, anche i topi in un mondo di radiazioni. Stiamo parlando di radiazioni non nostre, quelle umane, le radiazioni dell'universo, le radiazioni di radioattività di fondo che induce mutazioni. Poi praticamente molti geni si esprimono in minime quantità e basta praticamente i modi brownieri dell'acqua per dissociare le RNA messaggere e quindi vengono trascritti in maniera diversa. Che questo valga anche per l'uomo, non per la mortalità ma per le malattie, lo dimostra un studio di 20 anni fa che hanno dimostrato che i gemelli monozigoti, cioè quelli identici, fanno un infarto del miocardio. Se uno fa un infarto del miocardio a 30 anni per morire lo fa pure a 30 anni, a 40 anni pure, ma a 60-70 anni divergono, proprio per, vabbè che i gemelli hanno anche uno stile di vita diverso, però ci sono tutte queste variazioni che abbiamo detto. Ma la curiosità della gente è sempre sapere ma quanto conta la genetica nel raggiungere la longevità. Questo è uno studio appena pubblicato. Praticamente la genetica in realtà è importante per i centenari, più per gli uomini, che arriva fino al 50% di contributo rispetto alle donne, che è il 33%. Però quando noi andiamo a cercare ma qual è il genere della longevità, non lo troviamo, perché in ogni stato, in ogni regione, in ogni famiglia troviamo dei geni diversi. Perché? Perché noi non siamo animali inbred, viviamo in un ambiente completamente diverso, in ambienti diversi. Allora quei geni che in quell'ambiente siciliano ti danno la sopravvivenza, non è detto che ti danno la sopravvivenza in Scandinavia, dove le malattie sono diverse, le infezioni sono diverse, lo stile di vita è completamente diverso. Quindi praticamente comunque la maggior parte di tutti i geni individuati riguardano la protezione dalle malattie cardiovascolari, il che ovviamente è ovvio perché ancora oggi sono la prima causa di morte. Magari chi studierà i centenari fra 20 anni scoprirà che i geni interessati sono quelli che proteggono dal cancro, che magari le malattie cardiovascolari diminuiscono e il cancro diventerà la prima causa di morte. L'altra cosa riguarda l'epigenetica, cioè le modificazioni che dell'espressione genica che non comportano alterazione a carico della sequenza stessa del DNA, ma assumono sempre un'importanza fondamentale. Questo c'entra indirettamente con la longevità, ma è uno studio purtroppo bellissimo, nel senso che l'Olanda negli anni 1944
fu divisa in due. La parte occidentale era stata già liberata dalle truppe alleate, mentre la parte orientale o del nord era ancora sotto il tallone nazista, e i nazisti erano piuttosto feroci con gli olandesi perché li consideravano, fratelli, consideravo che l'olandese era un dialetto tedesco, per loro nella grande Germania l'Olanda era una provincia come tutte le altre, quindi siccome c'erano i partigiani loro hanno costretto la popolazione per 6 mesi a vivere con 400 calorie al giorno praticamente. Allora che cosa è stato fatto? Siccome la popolazione olandese è abbastanza omogenea, si sono andati a vedere negli anni 60, nel 2000 i sessantenni nati, concepiti durante l'occupazione tedesca e quelli nella parte dell'Olanda già liberata. La frequenza del diabete mellito, della sindrome metabolica, delle malattie cardiovascolari e dell'obesità è molto maggiore nella parte ipocalorica. Perché questo? Perché giustamente durante la gravidanza il segnale della ridotta calorie ha attivato dei geni di spermiosi, chiamiamoli così, che quindi questi signori quando sono nati hanno continuato, appena si è evoluti in una società affluente come quella moderna, hanno cominciato ad accumulare grasso, glicemia e tutto il resto, proprio perché il loro sistema, l'epigenetica aveva modellato i geni in modo da rispondere in un ambiente altamente favorevole. Dicevamo, le donne realmente dato l'aspettativa di vita è più alto per le donne, ma anche per i centenari il rapporto è 3-1, 4-1 fra donne e uomini. Questo rapporto si abbassa al sud, perché per motivi di genere, non di sesso. Allora, ogni volta quando io devo spiegare che il genere e il sesso non c'entra niente con la teoria gender, che oramai è diventata di moda, tento dire il sesso è quello legato agli ormoni e ai cromosomi, il genere è quello legato all'educazione, all'abitudine di vita. Oggi queste cose si stanno annullando, perché io posso dire che le donne ci sono più centenarie perché fumavano di meno, bevevano di meno, ora invece le ragazze di oggi fumano e bevono peggio dei maschi, quindi queste differenze di genere si stanno allontanando. Cioè gli uomini avevano una vita più aggressiva, ora anche le donne fanno il soldato, quindi le differenze di genere si stanno annullando e quelle legate agli ormoni invece non si annullano, perché gli estrogeni favoriscono la risposta immune e deprimono la risposta infiammatoria e controllano lo stress ossidativo, quindi è un sistema biologico chiaro, perché se è vero che l'obbligo del DNA di produrre se stesso, del sesso femminile si raddoppia il DNA da produrre, cioè anche quello dei figli, quindi ecco perché il controllo dell'infiammazione è importante, perché se no la placenta sarebbe rigettata praticamente, quindi ecco perché gli estrogeni hanno un effetto antinfiammatorio e un effetto immunitario. Ripeto da capo quello che vi ho detto: per l'aspettativa di vita vale ovviamente per i centenari, il numero di centenari nei paesi a basso reddito, lo vedete, ce n'è in migliaia, nell'80 addirittura non ce n'erano, oggi sono 2 per migliaio, mentre nei paesi ad alto reddito per 10.000, per 100.000, mentre nei paesi ad alto reddito sono molto di più. Questa è la signora Jean Carmet, che è vissuta fino a 123 anni, e dice che beveva sempre vino ogni giorno e fumava fino a 100 anni, però andava in bicicletta fino a 100 anni, quindi l'attività fisica è l'altra cosa importante. Completamente diversa è la vita di Antonio Todde, là c'è scritto del Nuorese, il quale sfatava il mito della dieta mediterranea, perché praticamente mangiava sempre, come tutti i pastori sardi, mangiava porcello, agnello e capra. Sì, forse c'era la frutta e la verdura, ma la carne c'era praticamente ogni giorno. Però loro avevano un vantaggio: beveva Cannonau, che insieme con Nero d'Avola e il Negramaro è il vino più ricco di resveratrolo nella buccia, che è un antiossidante importantissimo. Infatti una volta che mi hanno servito il Cannonau, il vino sardo, il Negramaro è quello pugliese e il Nero d'Avola è il nostro, che nella buccia si trova il resveratrolo, che dà quello che dà il colore proprio, e che ha un potente antiossidante, che pure è studiato per fare farmaci sintetici. E infatti quello che non ho capito, una volta al ristorante avevo per dare per forza il vino Nero d'Avola
vinificato in bianco senza buccis non lo voglio, cioè cevata è la cosa più importante e più preziosa del Nero d'Avola. Questa la conosciamo tutti, che fino a 103 anni ha continuato sì, è morta a 103 anni, ha continuato a lavorare. Allora, in Sicilia, tanti anni fa, abbiamo scoperto, grazie a una, come si chiama, a una demografa di Roma, che ha studiato soltanto non la Sicilia, ma dal punto di vista anagrafico all'Istat, ci sono delle zone dove la mortalità, specialmente quella maschile, è più bassa che nel resto delle isole, Se voi vedete, queste zone sono qua. Cosa sono questi? Questi sono i Peloritani, le Madonie e i Monti Sicani, cioè sono praticamente zone montuose, praticamente dove in un certo senso abbastanza omogenee, dove la popolazione vive con uno stile di vita certamente diverso da quello di Palermo, ma anche da quello di Agrigento, o almeno viveva. E questo ci ha ricordato che cosa? Ci ha ricordato le cosiddette zone blu del mondo, cioè sono 4 o 5 zone dove praticamente i soggetti in Sicilia, in Sardegna e l'Ogliastra, in Nuorese, dove praticamente il numero di centenari, specialmente maschi, è massimo, cioè è molto superiore rispetto a quello che si osserva in Italia, ma nella stessa Sardegna la frequenza. E in Grecia l'isola di Caria, poi ci sono altre zone, ognuno ha delle caratteristiche, ma quello che unisce queste situazioni è che gli abitanti di quel luogo, o perché sono montanari come nella penisola di Nicoya o in Sardegna, o perché sono pescatori come a Okinawa e a Icaria, hanno un'intensa vita sociale e un'intensa vita lavorativa nel senso di movimento, praticamente, specialmente nelle montagne si ci muove moltissimo, ma anche i pescatori si muovono moltissimo. Allora abbiamo cercato se anche in Sicilia abbiamo focalizzato sulla zona delle Madonie, sui comuni del Petralese, e praticamente allora in Sicilia in realtà non è una terra dei centenari, che dico di Stato Repubblica che esce quella terra dei centenari, perché il rapporto ogni 10.000 abitanti è soltanto 2,61 centenari, in Italia è 3,2, quindi abbiamo meno centenari. Dicevo, non pensate alla Calabria, pensavo pure alla Sicilia, insomma, non siamo disastrati come la Calabria, ma insomma non siamo il Trentino Alto Adige. Allora praticamente in questa zona su 13.000 abitanti abbiamo trovato 8 centenari. Quindi il rapporto è 5,85, ma non si fanno così i calcoli, perché 8 centenari oggi ci sono, domani muoiono, domani ce ne sono altri, quindi i calcoli si fanno in maniera completamente diversa, cioè si fa un'analisi. Abbiamo passato le settimane nelle anagrafi di Petralia, Blufi, sono 7 i paesi e non 5, perché Blufi e Castellana Sicula erano frazioni di Petralia Sottana e Petralia Sotrana, a passare nell'anagrafe a cercare praticamente l'età di morte di 37.000 neonati fra il 1881 e il 1917, cioè praticamente tu cercavi questi qua, non cercavi cercavi che generalmente c'era la notazione a destra sull'età, sulla morte, e quindi facevi i calcoli, quelli che erano sopra 90 anni ti interessavano saperli. E che cosa abbiamo visto? Che 1700 individui sono morti all'età di 90 anni e circa 100 divennano centenari, quindi la probabilità di raggiungere i 90 e 100 anni fu rispettivamente del 4,6% e dello 0,22%. Contemporaneamente ci siamo rivolti all'ASPE di Palermo e abbiamo visto le stime di mortalità per i distretti della provincia di Palermo dove ci sono questi comuni e per la città di Palermo. Le stime di mortalità dicono che praticamente in questi distretti si muore meno, a un'età più avanzata rispetto a quella della città di Palermo, perché ovviamente si capisce, ma avevamo fatto il dato soltanto, avevamo proprio i dati numerici. Allora in realtà queste zone non sono zone come visto, non c'è questa mortalità eccezionale, scusate, questa longevità eccezionale come in Sardegna o Icaria e in altre zone del mondo, però diciamo così la loro longevità è maggiore rispetto al resto della Sicilia. In particolare c'è un comune che è Isnello, in cui nei suoi registri anagrafici abbiamo trovati 2 supercentenari, cioè signori che sono arrivati oltre i 110 anni, che è una cosa altamente improbabile, perché un supercentenario ce n'è uno ogni 1000 centenari.
Tant'è vero che questo signore qua, tipico americano, è venuto da noi, che lui è il giornalista che su National Geographic si occupa di zone blu e di centenari, ma non perché sia uno scienziato, perché è un businessman. Tant'è vero che ho scoperto che in America vende il minestrone sardo, il liofilizzato, ovviamente liofilizzato, il minestrone sardo liofilizzato, e mi ha detto tramite Glenn, che era quello con cui mi ha fatto contattare, perché lui era qui per il, come si chiama, quello che si fa a Sciacca prima della pandemia, il Google Campus di Sciacca praticamente, e se, allora chiedi cosa ha mangiato, perché lui è interessato, a lui non ne frega niente della genetica, lo ci devi, gli interessa quello che mangiano, perché così poi se lo ricicla per gli americani, tutto quello che, per carità, anche il minestrone sardo liofilizzato è sempre meglio delle porcherie che ingoiano, quindi non è che ci sono problemi. Allora stavo dicendo, chiedi a questo signore che cosa mangiava, e questa è stata una risposta meravigliosa che tronca tutti i discorsi sull'alimentazione. Dottore, che per mangiare? Non c'era niente da mangiare quando ero picciotto, un po' di erba, un po' di frutta e basta. E la carne forse per Natale, non mi ricordo, penso che per Natale mangiavo carne, quindi questo cioè da giovane hanno avuto una violenta restrizione calorica. Quindi poi abbiamo continuato lo studio sull'ematoria anche a Palermo, quindi in realtà la maggior parte dei longevi in Sicilia hanno un buon grado di autonomia e non solo depressi. Quello che è importante è che tutti quelli che abbiamo visitato che stavano bene vivevano in famiglia, e allora mangiano di tutto, anche se in piccole quantità, tutto. Le prime due signore che abbiamo reclutato erano due sorelle, le sorelle Cavalleri di 110-11 anni e di 105 anni, che vivevano a Canicattì, e praticamente questa mangiava 3 uova, 4 uova, 6 uova solo dalla settimana. Infatti poi il colesterolo elevato, ma stava benissimo da questo punto di vista. Vivono in totale serenità, lontani dallo stress e dalle preoccupazioni quotidiane. Vivere in montagna, come vedremo dopo, significa vivere quello che gli americani chiamano green space, cioè gli spazi verdi. Gli spazi verdi, secondo loro, gli psicologi, già di per sé ti aiutano a superare lo stress, ti aiutano a superare, certo, effettivamente quando tu ti affacci e vedi un giardino, invece di vedere il ripettaio di fronte, effettivamente è un pochettino meglio da questo punto di vista. E poi anche, però la maggior parte o mangiavano frutta o mangiavano verdura, ma non mancano mai nella loro dieta, che quindi lasciamo perdere che è dieta anti-mediterranea, ma è una dieta anti-infiammatoria. Infatti questi cibi, quali sono i cibi con basso indice infiammatorio? Sono la frutta, la verdura, l'olio d'oliva, il pesce, mentre i formaggi e la carne sono cibi con alto indice infiammatorio. Che significa alto indice infiammatorio? Dietro ci sta uno studio di anni, cioè nel senso c'è questo signore che ha pubblicato con noi che si chiama Skip-Up, americano credo, che cosa ha fatto? Ha catalogato centinaia di persone con quello che mangiavano e poi li faceva i prelievi a distanza di settimane e tutti adesso, e vedeva i cibi che alzavano la proteina C reattiva, che è un marker infiammatorio, e i cibi che invece non l'alzavano, e quindi ha fatto una graduatoria numerica dei cibi con alto indice infiammatorio e dei cibi con basso indice infiammatorio. Poi noi in Sicilia abbiamo tanti prodotti tipici che hanno tante altre situazioni, dal pistacchio al fico d'India. Non c'è l'olio d'oliva perché l'olio d'oliva è scontato, ovviamente, l'olio extravergine d'oliva, ma tutta la frutta siciliana contiene delle sostanze che si chiamano fitochimiche, cioè sostanze chimiche che hanno attività nutraceutiche, cioè inducono benessere perché sono antiossidanti, antinfiammatori e così via. E allora ecco il primo segreto, che vale ovviamente per gli inglesi che non mangiano niente di frutta e verdura. Praticamente questo studio già di vecchio 10 anni fa praticamente ha dimostrato che quando questi soggetti settantenni e ottantenni inglesi che mangiavano meno di 2 porzioni di frutta e verdura al giorno, tu portavi la frutta e verdura a 5 porzioni per 16 settimane, il titolo anticorpale contro il vaccino anticorpale, vedete a destra, sale rispetto a quelli che non hanno fatto la dieta. Quindi la frutta e la verdura, proprio per antiossidanti e antinfiammatorio, potenziano la risposta immune. L'attività fisica è l'altro sistema che ha effetti benefici su tutto gli apparati. Riduce di per sé la pressione arteriosa, incrementa la neurogenesi, migliora il sistema respiratorio e così via, oltre al fatto che poi c'è anche effetti diretti perché riduce il tessuto adiposo.
Ma questo è l'altro discorso, addirittura questa non è un'attività fisica, questo è uno studio asiatico, perché là è un pochettino complicato, perché c'è lo zen, la meditazione, quindi un discorso, però questo studio ha dimostrato che i soggetti che per non so quanto, per 6 mesi facevano ortocultura, cioè soltanto la mattina quasi assommava lo spazio verde, la socialità, il moto, in pratica diminuivano i marcatori dell'infiammazione e miglioravano i marcatori della risposta immune. Quindi moto, alimentazione di frutta e verdura, sono tutte... Infatti, un inciso, quando si parlava di alimentazione con i ragazzi dicevo, per carità, la bistecca ogni tanto la dovete mangiare, ma non la dovete mangiare con le patatine fritte, la dovete mangiare con l'insalata, questa è la realtà. Invece i ragazzi con la bistecca vogliono le patatine fritte, questa è la realtà. E qua siamo nel secondo aspetto più affascinante, cioè quello che sono reclutare i signori che hanno raggiunto i 110 anni o quelli che hanno fra 105 e 110 anni. Questa è stata reclutata il 13 luglio del 2020 all'età di 110 anni e 3 mesi, praticamente era la donna, vedete, più anziana d'Italia, di Piazza Armerina praticamente. Poi questi sono un ottimo modello perché comprimono ancora più dei centenari, perché praticamente le 2 ultime che abbiamo reclutato ancora oggi non pigliano nessuna medicina, cioè l'hanno preso per certi periodi e a 110 anni non assumono nessuna medicina praticamente. Questo era il signore più vecchio d'Italia pure, ed era di qua vicino, di Cartabellotta, è stato reclutato all'età di 108 anni e 8 mesi, e questi sono i 2 supercentenari per ora che esistono, questa è Sant'Agata del Militello e questa è l'Agrigento stesso, praticamente questa signora ad Agrigento. Allora, che cosa ci insegnano invece i supercentenari? Queste le ho lasciate in inglese, ma perché è troppo complicata tradurre in italiano, ci spiegano che praticamente, vedete qua la freccia rossa, questo puntino indica il numero di cellule CD4 naive, sono le cellule linfociti margini in grado di rispondere ai nuovi stimoli. Vedete che c'è la superiore a tutti gli altri centenari e qua è quasi uguale a una parte dei giovani praticamente. Vedete? Portano almeno, qual era il pointer? Vedete qua? Questa qua ha questa quantità di cellule che è uguale, superiore a tutti questi, è quasi uguale ai giovani. Quindi ha un profilo di queste cellule abbastanza... E la stessa cosa avviene per il signore maschio, anzi questo è proprio, se lo vedete, è proprio nella mediana, qua, cioè praticamente tutti gli altri sono sopra sotto e lui proprio nei valori mediani, quindi potenziare il sistema immune è uno dei segreti per potenziare il sistema immune, non con tutte le porcherie che vendono in farmacia, ma col moto, con la frutta, con la verdura, senza andare a pensare a tutti i prodotti. Forse l'unica cosa che può essere utile sono i probiotici, cioè queste sostanze che modificano la flora batterica intestinale, perché la flora batterica intestinale contribuisce allo stato infiammatorio. E l'ultimo dato proprio recente su questi soggetti, vedete che praticamente hanno livelli di proteina C reattiva, che è un marcore infiammatorio, addirittura l'ultima colonna, semi supercentenari, inferiore, certo più alta dei giovani, più alta degli anziani, ma inferiore addirittura ai ultranovantenni. E lo stesso vale per la proteina C reattiva, dove addirittura hanno gli stessi valori dei giovani. Vedete, questi sono loro e questi sono i giovani. Quindi il segreto dei supercentenari, che ancora sono più segreti, più, diciamo così, più istruttivi dei centenari, è quello di controllare bene la risposta infiammatoria e di una parte sarà legata alla genetica, non ci possiamo fare niente, non ci possiamo fare la ricostruzione genetica del nostro organismo, ma una parte è legata allo stile di vita, proprio allo stile di vita sano, senza fumo di sigarette, con cibi ricchi di frutta e verdura, e il moto durante tutta la vita. Ovviamente se uno vuole, questo è McDonald's, ma McDonald's non l'approverebbe. Che cosa dice questo? Che vuole un cheeseburger con il bacon eccetera, e il cassiere gli risponde: vuoi anche la chemioterapia con questo? Però dico, devo dire, un cassiere di McDonald's questo non lo potrebbe dire né ora né mai. Però non si scherza, io infatti l'ho lasciata questa perché parla del bacon. Io
devo dire che il bacon è fra tutti gli alimenti di carne è il più buono, ma è il più cancerogeno di tutti, perché è grasso, e il grasso tramite vie complicate induce pure il cancro, è carne arrostita e quindi ci sono amine aromatiche, e in più è affumicato, quindi ha 3 proprietà che completano. Quest'altro invece è molto più graziosa. Quando ho parlato 3 anni fa ad Amsterdam a un congresso che è proprio di finanziario, io l'ho incentrato tutto sull'olio di oliva, e allora per ogni relatore c'era una ragazza che faceva il cartoon, e questo ti dice che cosa, questo è dedicato alla mia presentazione. Dice: questi dove stiamo andando? Mamma, stiamo andando in Sicilia per prendere il buon olivo d'olio. E c'è la mucca che dice: ma cosa c'è di sbagliato col burro? Tutto c'è di sbagliato col burro in realtà, ma anzi il burro si può accettare, quello che l'industria ha turlupinato l'utenza per anni era con la margarina, che era praticamente peggio del burro perché era trans pure come grassi. Allora che cosa? Ma allora tanto si parla di, questo è il riassunto finale, tanto si parla di dieta mediterranea, di vita, questo è proprio, me l'hanno chiesto un articolo per il resume tradotto in italiano, è una cosa che mi hanno chiesto per una rivista scientifica, quali sono i principi che tu consideri importanti per la longevità del Mediterraneo. Abbiamo parlato delle zone montuose, ma quello che è importante, dico appunto che nelle zone montuose mantengono uno stile di vita tradizionale con intensità di attività fisica, un ridotto livello di stress e un intenso sostegno familiare, che è la cosa più importante del sostegno familiare, nonché il consumo di alimenti di produzione locale. L'errore quindi è il risultato di un equilibrio fra i benefici dello stile di vita tradizionale, perché non è che 50 anni fa erano centenari, e i supporti della medicina moderna e della ricchezza moderna che gli permettono di curare, di curarti meglio e tutto il resto. Quindi queste zone sono in equilibrio fra la tradizione e la modernità. Tuttavia questo equilibrio è stato già rotto e recitato, molte persone, soprattutto le giovani generazioni, hanno adottato completamente stili di vita occidentali. Significa ora anche che cosa? Che molti anziani vivono in case di riposo. Sarebbe necessario, ho scritto, sia un intervento attivo di medici e insegnanti per far apprendere alle nuove generazioni l'importanza dello stile di vita mediterraneo per mantenersi in salute fino alla vecchiaia, sia un intervento economico della politica per facilitare la cura degli anziani e della famiglia di origine. Perché devo dire che onestamente mantenere le case di riposo costa molto di più di quanto tu... È lo stesso discorso di quando ti levano i bambini alle famiglie povere invece di dare il supporto al padre. Lo Stato spende molto di più e spendendo molto di meno se desse il supporto ai genitori che non ce la fanno. Ma la politica non so che cosa pensa, veramente pensa al potere e basta. Allora questo è il nostro gruppo con il Regio Istituto di Patologia Generale che era allora, e poi in onore di Agrigento ho scoperto che in questo vecchio libro del Settecento che aveva mio padre c'era la carta geografica, la carta topografica di Porto Empedocle. Vedete, c'è scritto veduta del nuovo porto della città di Girgenti del 1761 anni. È così sgualcito perché né mio padre né io strappiamo le stampe dai libri antichi, né mio padre è buonanima, né io. Poi se i miei figli e i miei nipoti sceglieranno le stampe si prenderanno, io non lo vedrò, quindi non ci posso fare assolutamente niente. Però questo porto vi ricordo, a proposito di malapolitica, che è stato costruito con i marmi dei templi, con i marmi dei templi e con le pietre dei templi. Grazie per l'attenzione. Ringraziando il professore per questa dettagliatissima relazione, gli diamo il tempo di riprendere fiato prima delle vostre domande e vorrei passare invece la parola per una sua testimonianza al professor Nino Bellomo. In attesa che il professor Caruso ti recluti nei prossimi anni per i suoi studi e le sue ricerche, invito Nino a darci una testimonianza. Io propongo, dinanzi a un'illuminata esposizione del professore, che voi facciate un altro applauso perché veramente lo merita. Nino Bellomo è qua così, no, per dare sezioni di certe esperienze personali, come a Sila mi cavallo sireno, gli stili di polo camardi pararo,
il litigello un pezzo di terreno, picciumazzello un cardinale amaro, lastime, fame, figli, crepacori, ma che me ne importa se posso cantare? Canto e mia la terra c'è un mare, canto e mi s'arricria tutto il cuore. Basta che c'è lo sole, la salute, picciotti belli. E la verruccia qua, Giovanna vieni, come mia moglie. Siamo assieme da 70 anni. Io e ti sto dedicando la mia professione. Io dico che il 31 di luglio Nino Bellomo compie un secolo di vita. Non vado oltre perché il professore vi ha parlato molto bene, io cercherò di fare anche uso dei suoi consigli e quindi... Oramai non importa più seguire i consigli, oramai non importa più seguire i consigli, perché quello che ha fatto, abbiamo chiesto per la televisione, dice cosa consiglia alle famiglie per l'Alzheimer. Io ho detto, purtroppo la prevenzione si fa a 50 anni, non si fa a 70 anni, 80 anni. A 50 anni si deve controllare la pressione, si deve quello che mangia, quello che si fuma e tutto il resto. A 70 anni prevenire l'Alzheimer è troppo tardi, la puoi soltanto ritardare lentamente in attesa della terapia, ma è a 50 anni che si costruisce. Anzi, secondo alcuni geriatri, la vecchiaia sana si costruisce già da bambini, non a 50 anni, ma noi ci accontentiamo a 40 anni, 50 anni quantomeno. Complimenti. Grazie professore, e credo che il mio intervento è breve perché deve essere breve. A Scira di quel cavallo sireno, i stili fuoco che mi ha riparato, il litigello un pago di terreno, picciumazzello un carbonello amaro, lastine, fame, sigli, crepacori, ma che me ne importa se posso cantare? Canto e via la terra il mio mare, canto e mi serve via tutto il cuore. Basta che c'è un sole, la salute, picciotti belli e piccoli di luci. È una vecchiuzza qua, come Giovanni. Allora, permettetemi di consegnare al maestro Nino Bellomo una targa di ringraziamento per la sua partecipazione e il contributo artistico anche al convegno. Nino, lo ricordo, è stato un attore del Piccolo Teatro Pirandelliano, ha partecipato anche ad alcune serie di Montalbano in televisione. Diciamo che gli agrigentini lo conoscono tutti, ma anche fuori Agrigento lui è abbastanza conosciuto. Quindi godi conoscenza e gratitudine per l'impegno profuso nell'attività teatrale e per la crescita culturale della nostra terra. Al professore Bellomo diamo questo segno di riconoscimento e siamo grati per la sua partecipazione e la sua presenza oggi a questo nostro incontro, a questa nostra iniziativa. Grazie Nino. Grazie un abbraccio anche a voi, grazie per la vostra presenza e complimenti a voi per il professore, per il quale è giusto ancora un applauso. L'importante non è l'età, ma come si arriva a quell'età, e la presenza di Nino ci dimostra che si può arrivare bene a 100 anni, perché il problema è proprio questo. Può esserci anche un'età minore e ci possono essere tanti problemi fisici o ancora peggio quelli dell'Alzheimer per esempio, che non ci consentono di vivere dignitosamente la nostra vita come vorremmo. Quindi il pregio è proprio questo, quello di riuscire ad arrivare ad una bella età ma in buone condizioni, così come ci dimostra la presenza oggi di Nino Bellomo. Grazie. Allora, l'associazione Empire, la società Tartaglieri, l'associazione Alzheimer consegniamo pure una targa di ricordo al professore Caruso. Sempre ringraziandola per la sua Lectio Magistralis al convegno Invecchiare in buona salute cosa ci insegna nei centenari,
con riconoscenza e gratitudine per l'impegno profuso nell'attività di ricerca e sperimentazione finalizzata al miglioramento della qualità di vita degli anziani. Grazie professore. Allora, prima di concludere, non facciamo dibattito perché poi diventa dispersivo, però se ci sono delle domande particolari che vogliono essere poste al professore, penso ci potrà dare delle risposte esaurienti. Io una domanda volevo porla. Vabbè, sì. Però in parte già ho visto che nella sua relazione già c'era la risposta già data. Cioè, io ho 70 anni e mi hanno detto che i miei 70 anni di oggi possono corrispondere ai 50 anni di 50 anni fa. Quindi sono particolarmente felice stasera di aver fatto questa scoperta e credo che riuscire a capire queste cose anche dal punto di vista scientifico, per quello che noi abbiamo capacità e possibilità di riuscire a percepire questi stimoli, questi input che ci sono stati dati stasera, serve anche per avviare ognuno di noi un processo di cambiamento della qualità della vita, dello stile di vita, che poi può aiutarci a raggiungere questo grande traguardo dei 100 anni e poi forse qualcosa di più. Un'altra domanda era questa. Dicono che la durata della vita media tende sempre ad aumentare, quindi c'è un'aspettativa che crescerà. Qualcun altro invece mi ha detto che molti di queste persone che oggi raggiungono i 100 anni, e questo nella sua relazione già era contenuto, è perché durante l'infanzia, nel periodo della guerra, nel periodo dopoguerra, sono stati costretti a una dieta di ristrettezza, che poi era il pane, erano la frutta, le cose che si riuscivano a recuperare più facilmente e che non costavano, non c'era la carne assolutamente. Quindi praticamente questo ha favorito la limitazione delle malattie metaboliche e quindi praticamente all'età avanzata una maggiore resistenza rispetto a chi oggi consuma molti di questi alimenti. Addirittura ci sono bambini che a 10 anni hanno già problemi di colesterolo. Ma dico, continueremo ad aumentare Allora, devo dire che purtroppo lei ha ragione, io non l'avevo qui, non ci ho pensato perché se l'ho appesantiva ancora, ma io ho una diapositiva di Caleb Finch, che è uno dei più grossi studiosi dell'aspettativa di vita in America, perché lui è americano, che proietta sempre. Allora, l'aspettativa di vita è aumentata. Intanto una cosa, purtroppo l'aspettativa di vita del 2021 è diminuita di 6 mesi in Italia, poi questo è stato legato al Covid e ora sta ripartendo. Allora lui fa vedere questa diapositiva in cui a partire dall'800 l'aspettativa di vita aumenta continuamente e poi piglia alcuni paesi europei e gli Stati Uniti d'America e poi ti passa, che so, questo l'hanno fatto nel 2010 e poi c'è scritto 2020, quindi non so se è vero, e questa curva americana crolla praticamente, perché lui dice, appunto quello che dicevo qua, che l'alimentazione americana abbasserà drasticamente le aspettative di vita degli americani proprio perché aumenterà tutti i disturbi metabolici. D'altro canto questo è vero fin da ora, perché l'aspettativa di vita delle popolazioni afroamericane negli stati del sud, della Louisiana per esempio, è inferiore all'aspettativa di vita degli ispanici centroamericani, perché gli ispanici centroamericani non mangiano tutte le porcherie che mangiano gli afroamericani e quindi magari stanno male in testa loro, ma in realtà dal punto di vista della salute stanno meglio perché mangiano più frutta, più verdura e più... quindi questo è vero, l'aspettativa di vita è in Italia, se si continua così con l'obesità dei bambini, che è una malattia epidemica sta diventando, perché praticamente si mangiano, dovremmo fare come in Francia, che nelle scuole, non so in Italia come funziona perché non ho mai scuole, ma in Francia è proibito nei distributori automatici, proprio per questo ci sono solo mele e altra frutta, non ci sono merendine e tutte queste altre porcherie che i miei nipoti mangiano. Da questo punto di vista purtroppo lo vedo. E poi quello che dicevo io dell'educazione è vero,
perché io riesco a fare mangiare a mio nipote, per esempio quando siamo assieme, la frutta solo d'estate perché ci sono le pesche, ma d'inverno no, mele no, pere no, e d'inverno passa mesi interi senza mangiare frutta praticamente, e invece la frutta deve essere consumata continuamente. Allora, io nel ringraziarvi vorrei dire una cosa, in questo momento, poi con il dottore Belluccio ci conoscevo da tempo, quindi può essere il 3 milioni, in questo momento a noi interessano, perché lavoriamo due cose. Lavoriamo con l'Università di Modena e Reggio Emilia, il professore Cosarrizza, che molti di voi hanno visto in televisione a proposito di Covid purtroppo, perché lui con Mantovani è l'unico immunologo veramente che ne capisce qualcosa, la televisione è stata infestata da gente che parlava di tutto senza sapere niente, ma questo insomma in televisione è abituale. Ora, è ora che il Covid sta tornando, le talk show ci sono da un lato le persone che non sanno nulla di Ucraina e di Russia e parlano, e quelli che non sanno nulla di Covid e parlano, quindi ci vedete da spegnere la televisione e mandarli a quel paese a tutte e due. Allora, stavo dicendo, noi stiamo studiando, abbiamo già iniziato, con gli ultra 95enni che sono stati vaccinati per il Covid praticamente, perché al professore Cosarrizza, che è solo per l'immunologo, anche se come patologia generale, lui ha un sistema sofisticato per riuscire a capire se la memoria immunologica quanto dura a livello cellulare. Quindi a me quello che interessa in questo momento è questo, e poi l'altra cosa che interessa a me, molto più complicata, sono, perché abbiamo adesso una convenzione con l'Università di Boston, interessa lo studio delle famiglie longeve. Che significa famiglia longeve? Famiglie dove almeno ci sono stato un fratello e una sorella, o sorella, quello che sia, che hanno avuto centenarie, due, o ultra 95 e centenarie. Però ci interessa in questo caso non solo i centenari, ma ci interessano i figli ed eventualmente anche i figli dei fratelli che sono morti giovani, perché ci interessa capire se c'è questa segregazione di generi nella famiglia che non dovrebbe esserci nei figli di quelli che sono morti giovani. Quindi, se questo ci dà una mano, il 3 milioni può essere il dottore Belluzzo. Vi ringrazio da capo.